Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Antonino, buonasera, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Il 28 luglio del 1976 la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 202, stabiliva che le radio libere potevano trasmettere a livello locale, rompendo il decennale, anzi il pluriventennale monopolio nelle trasmissioni della RAI. E fu l'esplosione, la stagione dei 100 fiori, perché nacquero radio locali praticamente ovunque. Negli anni 70 c'era la famosa radiolina, la radio a transistor, e naturalmente divenne una moda in quasi tutti i paesi. Dovunque ci fosse un gruppo che fosse in grado di mettere assieme 4-5 milioni di lire dell'epoca, praticamente il costo nemmeno di un'utilitaria del tempo, insomma un po' di più, perché comunque in Alfetta a fine decennio veniva qualcosa come 9 milioni, insomma diciamo il costo di un'utilitaria, ci si metteva tutti assieme ed era possibile costruire la propria radio. E succedevano le cose più incredibili, perché divenne un fenomeno di costume clamoroso. Mio padre raccontava divertito anni e anni dopo che in cima a una curva della provinciale che andava da Pizzo Calabro a Vibo Valentia c'era un orto. C'era un orto e in quel periodo di radio libere c'era questo anziano contadino che zappava. E mio padre ogni tanto arrivava, si fermava con l'Alfetta, tirava giù il finestrino e lo stava a guardare ammirato, perché la particolarità di questo buon villico, per citare Gassman nel Sorpasso, il villico praticamente quando la radiolina mandava in onda i pezzi dance della disco dance degli anni 70 zappava più veloce. Quando poi partivano i lentoni, sapete, i padelloni stracciamutande, tipo per esempio Sante Johnny, quando faceva, no, chi erano quelli? Oh, 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 Soleado. Ecco, il pezzo si chiama Soleado. Ecco, quando partiva roba di questo genere, questa allora rallentava e zappava più piano, più tranquillo. Tipo ti partiva, che ne so, Fausto Leali, no?
io camminerò, e quindi lui, i colpi di zappa erano un po' più lenti. L'Italia degli anni 70 era un posto clamoroso, bella gente. Le 18, 25 minuti e 40 secondi, quindi celebriamo i 50 anni delle radio libere. Se qualcuno di voi è stato nell'avventura delle radio libere, ci scriva pure al 340 670 9659, il telefono 0292947222. Stasera siamo un po' di corsa. Vi voglio ricordare però che nel febbraio del 1976 nasceva una radio di studenti di un liceo classico a Varese, si chiamò Radio Varese, tanto per cominciare. Tra gli studenti c'era tal Bobo Maroni, che andava a leggere i diari di Che Guevara al microfono per fare dispetto a tutti gli altri. Quella radio è diventata Radio Padania Libera, poi è diventata RPL, la tua radio, e poi è Radio Libertà, dai cui microfoni io mi pregio di parlarvi. Puntata numero 1244 di Zoom, ne mancano 2 per chiudere questa nostra stagione, ma adesso qui Parlamento, vi ricordo radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, ma veramente fesso, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove c'è il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti con i suoi Liberamente, gli Auto da Fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. E adesso qui Parlamento con il senatore Andrea Paganella. Vai pure Natalia, grazie. Qui Parlamento. Un primo pilastro di questo decreto, quello che forse più di ogni altro segna una discontinuità, riguarda la giustizia sportiva. Il decreto stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili non potranno più sedere negli organi di giustizia delle federazioni, le cui società professionistiche sono sottoposte ai controlli della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario. Con parole semplici, fino ad oggi poteva capitare che lo stesso magistrato lavorasse di giorno in un tribunale della Repubblica e allo stesso tempo sedesse in un organo di giustizia della Federcalcio, chiamato a giudicare club e dirigenti. Con questo decreto quella sovrapposizione finisce e la giustizia sportiva diventa un po' più autonoma, più credibile, più libera di giudicare secondo le sue regole, senza il peso di doppie appartenenze. Il secondo pilastro guarda avanti alle sfide che ci attendono nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il decreto introduce misure di supporto logistico ed economico per i grandi eventi internazionali che vedranno protagonista il nostro Paese. Tra un mese esatto Taranto ospiterà i 20esimi Giochi del Mediterraneo, oltre 4.000 atleti, 26 nazioni, 29 discipline sportive. Un evento che porterà ancora i riflettori internazionali sull'Italia e in particolare sulla Puglia, con investimenti infrastrutturali che lasceranno un'eredità concreta al territorio ben oltre le 2 settimane di gara. Nel 2027 sarà la volta di Napoli, che ospiterà l'America's Cup, la più prestigiosa competizione velica al mondo, un palcoscenico straordinario per il golf più bello d'Italia. E infine l'appuntamento che più di tutti chiama in causa il nostro calcio, UEFA Euro 2032, che l'Italia coorganizzerà con un traguardo enorme che impone da subito lavori sugli impianti, certezza sui tempi, trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, esattamente i principi che il decreto mette nero su bianco. E relativamente ai grandi eventi sportivi, permettetemi una parentesi che non è retorica, ma è il contesto in cui questo provvedimento nasce. Dopo tanti anni di polemiche organizzate dai gufi e dai professionisti del no, qualche mese fa a Milano e Cortina si sono chiusi i Giochi Olimpici invernali, un successo straordinario per un evento fortemente voluto dal ministro Salvini della Lega, dalle regioni a guida Lega Lombardia e Veneto, dal ministro Giorgetti. 1.300.000 biglietti venduti, l'88% di riempimento degli impianti, un impatto economico stimato tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Il Comitato Olimpico Internazionale, che ha tributato una standing ovation all'Italia organizzatrice, che ci dice una cosa semplice: quando l'Italia del fare prevale, ci si rimbocca le maniche, si fa squadra tra istituzioni, territori e federazioni, riusciamo sempre a essere tra i migliori al mondo. Ecco, il decreto sport di oggi nasce proprio da questa consapevolezza, da voler trasformare quell'eccellenza organizzativa
in un metodo stabile per tutto il sistema sportivo nazionale. In questo senso Taranto, Napoli ed Euro 2032 sono 3 banchi di prova che possiamo affrontare con la stessa ambizione e la stessa credibilità. E poi veniamo al grande tema del sistema sportivo italiano, in particolare alla situazione del nostro calcio. Qui, colleghi, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dircelo con franchezza. Il sistema del calcio italiano ha drammaticamente perso la bussola dello sviluppo e i nodi inesorabilmente sono venuti al pettine. Pochi mesi fa abbiamo assistito alla clamorosa terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia ai mondiali di calcio. Siamo diventati purtroppo un paese che importa atleti anziché coltivarli. I numeri sono chiari. Ci dicono che in Serie A la percentuale di calciatori stranieri ha toccato lo spaventoso record storico del 67,5%. Praticamente quasi 3 giocatori su 4 in campo non sono selezionabili per la nostra nazionale. Nelle file della Liga spagnola, invece, la percentuale di stranieri crolla appena il 40%. Lì i club credono nei propri ragazzi e i frutti si vedono nei trionfi internazionali delle loro selezioni giovanili, della loro nazionale e dei loro club. La cantera spagnola non è solo una scelta tecnica, ma un'identità culturale profonda che lega visceralmente le squadre ai propri territori e ai propri tifosi. Un modello che mette al centro il talento locale, la formazione tecnica di eccellenza e un'alleanza ferrea con le scuole del territorio. Questo sistema ha garantito alle società una sostenibilità economica straordinaria e alla nazionale un ricambio generazionale continuo, solido e vincente. È per questo che le misure d'urgenza di questo decreto sono fondamentali, ma devono essere il primo capitolo di una lunga serie di riforme strutturali. I campioni di domani non si comprano all'estero all'ultimo minuto, nascono nelle associazioni dilettantistiche, nelle parrocchie, nelle scuole e nelle comunità locali. Su questa linea ho presentato un disegno di legge che risponde a questa urgenza istituendo il Fondo per lo sport di base e giovanile, alimentato in modo stabile e trasparente da una quota del gettito delle scommesse sportive e dal recupero delle risorse derivanti dal contrasto agli illeciti nello sport. Trasformiamo quindi queste risorse in nuova linfa vitale per lo sport dei nostri figli e dei nostri territori. L'alleanza più importante che questo Parlamento ha il dovere di stringere è inoltre quella tra sport e il diritto allo studio. È inaccettabile che nel 2026 i nostri ragazzi debbano ancora una volta trovarsi di fronte al bivio tra scegliere tra l'attività agonistica e il percorso scolastico. La scuola e anche l'università devono essere componenti strutturali del sistema sportivo nazionale, valorizzando i tecnici scolastici, aprendo finalmente le porte degli istituti alle competizioni dilettantistiche. Vogliamo formare atleti preparati e cittadini sani, non costringerli all'abbandono precoce. Signor Presidente, in conclusione, difendere questo decreto e spingere per le riforme strutturali dello sport significa fare una precisa e coraggiosa scelta strategica per l'Italia. Vogliamo edificare un modello italiano che non abbia nulla da invidiare a quello spagnolo o a quello tedesco. Abbiamo il dovere morale di ridare dignità allo sport di base e lo sport italiano ha sempre dimostrato di saper essere grande. Lo sta dimostrando in ambiti settori come il tennis o anche la Formula 1 con le straordinarie imprese sportive di Yannick Sinner e Miki Antonelli. E ora tocca a noi, alle istituzioni, a chi lo sport lo vive e lo governa ogni giorno, trovare gli strumenti per esserlo sempre. Per queste ragioni esprimo il voto convintamente favorevole della Lega alla conversione di questo decreto. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati
Scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. La linea, Antonino. E rieccoci sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Ennio Morricone e Le Chevatin, Gangam del 1993 alle 18:39 minuti e 35 secondi. E adesso torna Francesca Musacchio del Tempo, che ci racconta come in Iran le esecuzioni siano riprese, come il regime ammazzi e distrugga tutto il dissenso possibile, ma nessuno da queste parti sembra accorgersene, chissà perché. Vai pure Natalia, grazie. Allora, la mia gradita ospite questa sera è Francesca Musacchio, valente e coraggiosa collega del Tempo. Francesca, ben trovata. Allora, io ho qui il Tempo. Sei sempre benvenuta. Il Tempo di stamattina: sangue in Iran, orrore a Teheran, giustiziati 2 giovani, represse le proteste.
Due ragazzi di 28 e 23 anni impiccati in piazza per i cortei di gennaio, uccisa una ragazza durante gli scontri seguiti alle esecuzioni. Però non mi pare di aver visto gente in ginocchio, gente che manifestava, gente che si tagliava i capelli. Che è successo? Boh, non lo so, bisognerebbe chiedere a loro. Neanch'io, ma posso sbagliare, per carità. Ho visto cortei, manifestazioni, indignazione da parte dell'intelligenza di sinistra. No, non ho visto niente di tutto questo. Queste persone continuano a morire, tra l'altro con modalità da questo punto di vista, perché in questo caso è stata ieri 28, è stata montata la sera, il giorno prima, la notte, è stata montata la struttura in piazza, la forca, e lì sono stati impiccati in pubblica Mamma mia, piazza. che cosa orribile. Qualcosa di orribile, qualcosa di veramente folle da tutti i punti di vista, però accade. Quindi noi che pensavamo di essere usciti dal Medioevo tanto tempo fa, mi pare che ci stiamo ancora proprio con tutte le scarpe. Decisamente. Esatto, accade nel 2026, accade in un paese in Medio Oriente, in un paese che ha relazioni, che ha avuto e che continua ad avere relazioni con i paesi occidentali, un paese che in questo momento sta facendo, come dire, ci tiene per la gola verso lo stretto di Hormuz, e noi occidentali ci preoccupiamo del nostro litro di benzina. Per carità di Dio, è chiaro che abbiamo questo problema e lo dobbiamo risolvere, ma ogni goccia di benzina, di quel litro di benzina di cui noi siamo qui a discutere, in ogni goccia di quel litro di benzina c'è il sangue degli iraniani. Certo. E questa è la cosa più... Questa roba qui non passa, nessuno ne parla, non ci sono manifestazioni. Guarda, tanto per cambiare, sui social mi arrivano messaggi di insulto perché io, diciamo, ho tirato, tra virgolette, per la giacchetta i pro Pal, i pro Gaza, che non hanno commentato e che non commentano quello che accade in Iran. E mi arrivano messaggi di insulto rispondendomi che Israele invece sarebbe accusato di genocidio. Ma che cosa c'entra? Ammesso non concesso che quello sia genocidio, ma comunque questo è un altro tema. Ma che cosa c'entra? Allora, per il fatto che Israele è accusato potenzialmente di genocidio, allora è giusto che muoiano degli iraniani? Certo. Massacrati da Che Questi cosa c'entra? Le ragionano due così, cose, è incredibile. qual è il collegamento fra le due cose? Non capisco. Nemmeno io. Non capisco neanche che cosa c'entra a come dire, una cosa del genere parlando di Gaza. Gaza è una tragedia, okay? Certo. Ma perché voi parlate solo di Gaza? Perché solo quella è una tragedia? Perché le morti in Iran non sono una tragedia? Perché i morti in Ucraina non sono una tragedia? Io non capisco, o meglio, lo so, lo capisco. E io ce l'ho la risposta a tutto questo, è la mia personale considerazione, per carità di Dio. È che al contrario di Israele, al contrario della dissidenza iraniana, al contrario degli stessi ucraini, Hamas è stato bravissimo a fare una propaganda pro Gaza così forte, così efficace da dirottare tutta la considerazione del mondo su Gaza. Certo. Fermo restando però non ci dobbiamo dimenticare di un fatto, e cioè accaduto a Gaza lo ha creato Hamas il 7 ottobre del 23, perché diversamente non credo proprio che Israele avrebbe attaccato Gaza, ok? Non penso proprio, non avrebbe bombardato Gaza. Ecco, Non Gaza. credo. Gaza non sarebbe stata bombardata se non fosse accaduto quello che è accaduto il 7 ottobre. Quindi io sono sempre dell'idea, e questo non lo cambierò, penso mai, che la causa
se di genocidio possiamo parlare, la causa del genocidio a Gaza è Hamas, non è Certo. anche perché, voglio dire, io vengo da un viaggio in Israele, sono tornata neanche meno di 10 giorni fa, sono andata sui luoghi dove Hamas ha massacrato nei kibbutz. Beh, ti posso dire che è veramente, veramente difficile mantenere il distacco che viene chiesto al cronista. È molto difficile, È vero. perché si vede in quei kibbutz. Poi abbiamo avuto modo di parlare anche con i sopravvissuti, anche del Nova Festival. Capisci? Persone che hanno vissuto sulla loro pelle quello che è accaduto. E lo raccontano, trovano la forza di raccontare, non so come, non mi chiedere per quale motivo, ma trovano la forza di raccontare. Io al loro posto non so se avrei questa forza, ma trovano la forza di raccontare mentre camminavamo su uno dei kibbutz Faraz, uno di quelli assaltati nel sud di Israele, a 2 chilometri in linea d'aria da Gaza. Noi vedevamo Gaza da lì, mentre loro parlavano e raccontavano delle persone morte, di quello che è accaduto, mentre camminavamo in mezzo alle case del kibbutz devastate, dove ancora sono rimaste esattamente come erano, non è cambiato niente. C'è ancora le case sottosopra bruciate, i frigoriferi rimasti come erano, il silenzio, l'odore di carne bruciata, l'odore di polvere da sparo, i segni delle sventagliate di Kalashnikov sulle pareti di casa, i segni delle granate, c'è tutto così com'era. E in più ci sono le foto davanti alle case, le foto delle persone che in quelle case vivevano e sono state uccise da Hamas. Questo c'è, come a Nova Festival. Nova Festival, dove si faceva questo festival, ormai è un cimitero dove non ci sono dei corpi, ma ci sono centinaia di foto, una dietro l'altra, di tutti i ragazzi uccisi al Nova Festival. E ci sono i sopravvissuti che raccontano come sono riusciti a sopravvivere. Una ragazza con cui abbiamo parlato ha detto: io sono rimasta accanto ai miei amici morti per ore. E poi c'è il cimitero delle auto dei ragazzi che erano al Nova Festival, recuperate e messe in un posto, tutte bruciate, devastate. Ci sono anche i pick-up, 2 pick-up dei terroristi, che non sono 2 lambrette di quelle che si usavano una volta, no, dei pick-up molto potenti con la mitragliatrice montata dietro nel van. E 2 di questi pick-up sono stati recuperati, messi, insomma, i terroristi eliminati. Ora, davanti a tutto questo, io non riesco a capire come non si può provare lo stesso sentimento per chi muore a Gaza o per chi muore in Iran, perché ricordiamoci che dietro il 7 ottobre c'è l'Iran, ma non i dissidenti, la popolazione, il governo, chiamiamolo così, il regime iraniano, che ha causato e sta causando la morte di quei palestinesi e dei suoi cittadini impiccati, diciottenni o ancora meno arrestati, con processi sommari, senza prove, accusati con prove costruite, per essere poi condannati alla pena di morte in pubblica piazza. Rimango davvero sorpresa quando incontro quella che io definisco ottusità, anche se è sbagliato, perché in realtà l'angolo si usa dire così, ma comunque va bene lo stesso. Questa ottusità in giro di gente che non riesce ad avere il minimo di equilibrio. Io non dico che bisogna essere pro Israele a tutti, ma quantomeno riuscire a vedere che i morti sono morti. Non ci sono morti di serie A e di serie B, non valgono più i morti palestinesi o di Gaza rispetto a quelli iraniani, israeliani, ucraini, che le guerre ogni giorno seminano in tutto il mondo. Però evidentemente solo quei morti. Allora mi viene da pensare che forse non è che
sono pro Gaza o pro Palestina, no, sono antisemiti, punto. Non c'è molto da dire. Esatto, esatto. E il problema è che, diciamo così, ormai non si fanno mistero di essere degli antisemiti, ormai lo dicono tranquillamente. Io questo lo trovo veramente abominevole. Lo trovo abominevole, perché quando dicono ma noi ce l'abbiamo col sionismo, ma essere contro il sionismo significa essere antisemiti. Questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma Certo, ma sicuro. Cioè, sì, infatti è proprio la narrazione che è sbagliata. Allora tu puoi essere pro Israele, ma non essere semita, ok? certo. È molto puoi essere pro Palestina e non essere antisemita, ok? Invece qui sono pro Palestina, antisemiti, antisionisti e tutto che viene appresso. Quindi è sempre l'equilibrio quello che manca, è sempre la via mediana, è sempre la capacità di diventare empatici con la violenza e con la morte, a prescindere. Beh, oggi come oggi abbiamo ancora persone che raccontano Putin, lascia stare i russi che sono altra cosa, ma che raccontano Putin e la Russia di Putin come qualcosa governo che tutto sommato in Ucraina ha fatto bene a fare quello che sta facendo. Insomma, perché tutto sommato gli ucraini da qualche parte secondo loro se lo meritavano, perché la NATO era troppo vicina e perché, ma perché niente? Beh, Perché c'è stato un non papa può addirittura che ha avuto il coraggio di dire che la NATO stava abbaiando abbaiando, davanti sì, alle porte della Russia, un papa che sì, ha fatto sì, un'uscita da bar veramente sì, che ha insomma, messo in soffitta decenni di diplomazia vaticana, Papa Bergoglio, diciamo pure questo. sì, Un no, ma io errore me lo ricordo. madornale. Un errore No, madornale. assolutamente. Mm, Assolutamente, però è terribile. sì. È quello che accade e io mi sento disarmata davanti a tutto questo perché penso, spero di parlare, di confrontarmi sempre con persone che usano la ragione. In realtà mi rendo conto che non è così, che si ragiona unilateralmente. Uno dei tanti post sui social che mi arrivano dopo aver pubblicato un articolo su Israele, lei deve andare a Gaza. E io ho risposto, ma lei è andato a Gaza? No, a me non serve, io so già tutto. Lo vedi, cioè, come fai a sapere tutto? Tu non sei Appunto. stato a Gaza, neanche io sono stata a Gaza, perché a Gaza volentieri ti dico la verità, ma non si può entrare, ok? Quando e se si potrà entrare, vorrò entrare e vedere con i miei occhi e raccontare quello che vedo, senza pregiudizi. Ma tu non puoi dire, a prescindere di sapere che cosa c'è a Gaza, tu non lo sai, tu sai quello che ti viene raccontato. Io ti racconto quello che ho visto in Israele, può piacerti, può non piacerti, questo è legittimo, ma io ti racconto quello che ho visto. Quello che c'è a Gaza non l'ha visto nessuno. Esatto, non l'ha visto Nessuno. nessuno. Bisogna credere per fede a quello che dice il Ministero della Salute di Hamas quando Esatto. dice 70.000 morti. Poi che dentro i 70.000 morti magari la maggior parte siano tutti combattenti di Hamas, cioè terroristi, Esatto. no partigiani, no eroi, Esatto. terroristi. Esatto. Ecco, questo lo facciamo passare in secondo piano. Perché? Perché l'ha detto Sono l'albanese. I dati sì. chi te li ha dati? Me l'ha detto Coso. Vabbè. Sì, coso. Ha detto un Gino. avvocato, poi ho visto, poi so, poi qua. Cioè, quando Non è arriviamo a me l'ha così, detto non è Coso, così. mi pare che come fonte siamo un pochettino scarsi. Però guai a parlare di questo. E di questo non si può parlare perché questo è quasi lesa maestà, è qualcosa che non si può dire. Ma ragazzi, io non ho fonti, cioè non ho la possibilità di verificare attraverso fonti indipendenti quello che accade a Gaza.
io non posso dire che a Gaza succede sicuramente qualcosa o succede sicuramente qualcos'altro, ok? Noi abbiamo quello che arriva da Hamas, dalle varie entità di Esatto. Hamas, che già sono discutibili, soltanto così una contraddizione in termini, arriva da organizzazioni umanitarie, però per carità di Dio, ma anche lì non è una fonte, come dire, indipendente. Esatto. Arriva o presunti tali palestinesi, alcuni dei quali poi, domani ti anticipo, scriverò proprio questo, si scopre che sono affiliati a Hamas, perché lo ha detto Hamas o la Ma Jihad guarda un islamica, po', ma ok? guarda Lo un hanno po', detto loro, sorpresa. ok? Capisci? Sorpresa. Quindi, allora, se loro dicono quello è quello morto che noi abbiamo pianto come giornalista, come medico, come sanitario, eccetera, no, se lo dicono loro, non lo dico io. Appunto. Neanche questo vi va bene? Neanche questo basta. Non so, e in Iran allo stesso modo c'è ancora qualcuno che soltanto per ideologia anti-americana, anti-occidente, anticapitalista, cosa fanno? Stanno dalla parte dell'Iran, perché l'Iran è contro l'America, così, per una motivazione tout court, così, Sì. ma l'Iran sarà anche contro gli Stati Uniti, ma l'Iran è un regime, sono dittatori sanguinari. Ed è contro l'Occidente. Come si fa? Come si fa a stare dalla parte dell'Iran? Io sono dalla parte degli iraniani, non del governo iraniano, sono due cose diverse, molto diverse. Come sono dalla parte dei palestinesi che muoiono e che soffrono, ma non sono pro Gaza tout court o pro Hamas, ma proprio per niente, ma proprio con i russi dissidenti, ma non con Putin, il governo, se possiamo chiamarlo, di Putin. Sono cose diverse, ma questa differenza non arriva o non vuole arrivare, o è più facile fermarsi così No, è ad più una... facile lo slogan da bar. Certo. Anche perché poi io vorrei capire una cosa, no? L'altro giorno in Germania c'è stato questo tizio che con la macchina si è buttato addosso al Gay Pride berlinese. Sì. Questo risulta legato all'ISIS. Questo è un terrorista islamico, soggetto predicato e complemento. Abdul Taldeitali è predicato, cosa? Sì. Un terrorista islamico, complemento. Allora, visto che questo è un terrorista islamico, poi però io mi trovo tutti questi petalosi su Facebook che devono dire la loro su qualsiasi cosa, no? Che sono tutti di sinistra, che hanno 500.000 follower, che è la stessa cosa che avere una catena di alberghi al gioco del Monopoli, cioè non vale niente. Esatto. Ecco, perché io sto parlando con una che fa la giornalista su un giornale vero, no con 500.000 like su Facebook, per cui a maggior ragione questa gente qui però quando dice sta roba è un estremista religioso, ma non hanno il coraggio di dire un terrorista islamico. Cioè qui c'è proprio un problema ideologico, il difetto è proprio nel manico. Cioè qui il coraggio di chiamare le cose col proprio nome non c'è, e fino a quando le cose non si chiameranno col loro nome noi non saremo in grado di dare una risposta a sta roba. È come se io andassi dal medico e il medico mi dicesse ma sì, tu c'hai un'escrescenza su una ghiandola renale, però insomma, dottore, allora è un tumore. No, tumore non te lo dico, ti dico che è un'escrescenza che si trova... Sì. Se io non lo chiamo tumore, come faccio a curarlo? E soprattutto, perché negare l'evidenza? Perché negare qualcosa? Ogni cosa per essere accettata e anche interiorizzata, ok? Esatto. Quindi bisogna nominare le cose, chiamarle con il loro nome. Nomina e invece in consequentia Occidente... rerum. Esatto, e invece in Occidente si fa esattamente il ragionamento diverso, Quindi questo è negativo per non solo in quanto tale, ma anche per quei musulmani per bene, perché ce ne sono, che vivono senza pensare ad atti terroristici, che vivono la loro religione con fede, con spiritualità, e io li rispetto, assolutamente, li rispetto.
e non pensano assolutamente di fare nulla di male, è anche per loro che dovremmo chiamare questo tipo di azioni con il loro nome. Ah, Sì, come no. se no, e invece no, invece pensiamo soltanto a dire no, no, ma era un po', aveva dei problemi di mente, no, ma no, no, io mi sono scontrata molte volte con un sacco di persone alle quali ho detto scusate, ma mi spiegate una cosa, ma un terrorista si può considerare una persona sana di mente? A Bella prescindere, domanda. Bella a domanda. prescindere. Io personalmente ritengo di no, perché una persona nella norma, diciamo, poi ognuno di noi ha, diciamo, le sue turbe psichiche, ma una persona nella norma, per quanto possa essere disturbato, non va a fare il terrorista in giro, ok? No. Quindi chi fa il terrorista, qualche cosa che non va, ce l'ha, non possiamo considerarlo sano di mente. Allora poi invece quello che si lascia guida un SUV contro la folla forse aveva dei problemi psichici, ma tutti i terroristi hanno dei problemi. Tutti, io non penso che ce ne sia uno che non ne ha. Già soltanto l'idea di fare tua un'ideologia con un culto ossessivo e distorto, già questo ti porta a non essere esattamente presente a te stesso. Beh, ma già la Ok? sola Uccidere idea di delle persone. dire che la vera gioia della vita è il martirio, un'ideologia che ama la morte non è un'ideologia sana, punto. Sì, infatti io e queste sono tante cose che non riesco proprio ehm, a capire, cioè, ma mi manca la logica, non trovo la logica. Sarà che sono una persona che si impone di applicare la logica a tutto e ci sono cose a cui non si può applicare la logica, ma su questo secondo me un po' di logica bisogna, perché parliamo di vite umane, di persone che sono state sgozzate, ci ricordiamo ai tempi dell'ISIS, no? Esatto. Gli sgozzamenti registrati e mandati così sul web senza, non lo so, bambini addestrati a 5, 6, 7 anni a fare i terroristi, non lo so, non mi sembra normalissimo questo fatto. Poi, per carità, se è normale, allora ho sbagliato mondo, chiedo asilo politico da qualche altra, da genere, non so, se c'è vita, altrimenti. Beh, guarda, a questo punto lo chiedo assieme a te l'asilo politico. Sì. Senti, Francesca, come se ne esce da tutto questo? Purtroppo non credo che sia così facile uscire da tutto da questo cortocircuito informativo, mediatico, ideologico, culturale. È un cortocircuito veramente a 360 gradi, dove peraltro la politica sul fuoco perché alimenta così la propria propaganda in un senso o nell'altro e la politica, intendo la politica internazionale, non soltanto quella di casa nostra, perché da questo punto di vista siamo in buona compagnia. La politica soffia su questa roba qui e quindi sarà molto molto difficile. Io andando in Israele ho paragonato quello che è accaduto il 7 ottobre al secondo olocausto, perché di questo stiamo parlando. Oggi, mentre parliamo e la cronaca ci porta episodi di antisemitismo, l'ultimo al collega della Rai Brunori, Ecco. che insomma, voglio dire, è veramente inquietante. E questo antisemitismo e la caccia all'ebreo, che ne abbiamo parlato insomma nei giorni scorsi, è in corso su più fronti, mi ricorda molto quel periodo lì. Quindi io l'ho definito. Per fortuna il numero di vittime è minore rispetto all'Olocausto, ma il senso della caccia all'ebreo è quella. È vero. E Gaza, l'attacco a Gaza è come se fosse stata la miccia per accendere qualcosa che già covava sotto la cenere, un fuoco che già c'era. Quindi Gaza è servito per far scoppiare quello che già c'era. Se non fosse stato Gaza probabilmente, ma l'antisemitismo, l'odio verso gli ebrei sarebbe esploso comunque in qualunque altro modo.
E questo purtroppo è il senso di questi tempi, e la storia ritorna in forme diverse, ma ritorna, e non ha insegnato niente, non insegnerà mai niente evidentemente, non siamo così capaci di ricordare. E questo mi spiace molto. Francesca, allora aspettiamo di leggere il tuo pezzo domani e Ma grazie delle tue parole e del tuo coraggio. Grazie sempre. grazie a voi, un saluto a tutti, buona serata. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta. Gino mi aspetta dentro un'alfetta piena di muffa. Vado di corsa, vado a una festa piena di gente molto entusiasta. Ora non posso, vado di prescia, forse ritorno ma non è una promessa. Vado di fretta, vado di corsa, quello che serve è tutto dentro alla borsa, per adesso mi basta. Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile. A te la linea, Antonino. E grazie Natalia, alle 19, 7 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Daniele Silvestri, Gina e l'Alfetta del 2007, perché parliamo adesso di Berlino. A Berlino tutto bene con col nostro immenso Roberto Giardina. Beh, questa settimana sapete di questa aggressione al Gay Pride, questo terrorista islamico che si è lanciato con la macchina sul Gay Pride. E adesso Roberto Giardina ci racconterà come in Germania si sta affrontando la situazione. Diamo un'occhiata alle agenzie. l'ANSA, Mancini, farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, i giocatori ci sono, basta dar loro fiducia. Poi le scuse del CT: se perdi la donna nella tua vita hai sbagliato. 3 anni fa la mancanza di comunicazione con Gravina. La Svolta denunciò un falso attentato, indagato il cronista Adriano Cappellari. Ancora le misure allo studio, sprint sul riconoscimento facciale, ira delle opposizioni. Le indagini, aperto un fascicolo sugli scontri dopo la morte di Fakir, 12 indagati. E poi il Garante, le immagini del corpo di Chiara Poggi lesive della dignità della vittima, provvedimento contro i programmi Le Iene e Zona Bianca. Ora capite perché io mi tengo lontano da queste cose, non ne parlo nei miei programmi, portate pazienza. Va bene, adesso a Berlino tutto bene con Roberto Giardina e poi ci salutiamo con Sergei, l'ultimo della sera, 1997. Grazie per essere... Ah, abbiamo una telefonata. Pronto? Chi è là? Arrivo subito, Hello? Antonino. Sì, grazie. Pronto? Pronto, c'è. Sì, buonasera signor Tonino. Buonasera Lisetta, ben trovata, prego. Allora, io volevo parlare di incidenti mortali sulle strade, signor Tonino. Dica. Perché? Perché secondo me la gente si scatena, io direi con toni morbosi, anche quando si parla di un senza tetto che dorme sotto un porticato o una vetrina infranta. Però, signor Tonino, di fronte ai morti e feriti quotidiani sulle strade, sembra scivolargli tutto addosso, come se una testa rotta fosse meno importante di una vetrina.
Cioè, secondo me non si rendono conto che ogni giorno sulle strade perdono la vita i nostri figli, genitori, parenti e spesso l'assassino al volante non si fa mezz'ora di galera. Ripeto, non si fa mezz'ora di galera. Ma quando non si registrano tragedie, questi incidenti costringono la gente a restare per ore in coda sotto il soleone e le cause ormai, signor Tonino, sono note a tutti: cellulari, velocità e alcol, ma nessuno chiede più controlli, tira più di un ubriaco molesto, secondo me, di un morto sulla strada. Nient'altro, un saluto e buona Grazie serata. Elisetta, guardi, le dico questo, io andando in giro con la Vespa, non avendo il motore truccato, il motore originale, quindi con 7 cavalli, figuratevi voi quanto posso fare di velocità massima, e quindi io sul lato destro della strada le vedo di tutti i colori. La migliore è stata qualche giorno fa un tizio con una vecchia Fiesta di una ventina d'anni fa, e vedevo che questo si abbassava davanti al cruscotto, ogni volta s'abbassava. Sapete perché? Perché questo coglione, non ho altro modo per definirlo, cercava di non far vedere a me che lui stava mandando i messaggini con WhatsApp o stava ascoltando gli audio. Ecco, e andava a 70 all'ora, chinandosi davanti al cruscotto per dire queste cacate. Per leggere messaggi, per ste robe qua, capito? Perché tanto che ci vuole un attimo, uno dà un'occhiatina, ma non è che succede niente. Poi succedono i morti. E siccome ormai ci siamo assuefatti a questa stupidità, ecco perché non interessa a nessuno. Seconda e ultima telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Allora, una cosa seria e una divertente. Allora, la cosa seria mi sembra di aver visto poco fa su Dagospia che l'Arabia Saudita avrebbe attaccato dei miliziani filo-iraniani in Iraq. Però aspettavo che lo dicesse anche l'ANSA, l'ha riportato Dagospia, bisogna vedere. Quelle sono cose serie, se comincia a bombardare anche l'Arabia Saudita con i jet. La seconda cosa è l'apertura della tua puntata di oggi, la radio. Pensa che io nel 1977 ero in quinta elementare e la mia maestra mi portò a vedere, cioè ci portò tutta la classe naturalmente, a vedere una radio che era nata da poco, proprio a Paderno Dugnano dove abitavo, nel Milanese. Io fino al 78 sono stato lì. Si chiamava Radio Paderno 1, che ti posso assicurare ci rimase un po' male perché era un casermone, tipo un piccolo capannone con 2 tavoli, un paio di bobinoni, quello che praticamente una volta era radio, 2 giradischi, un piccolo mixer, il microfono e dei mangiacassette. Quella era la radio dove tra l'altro poi ho imparato anch'io a lavorare, perché poi negli anni 80 le radio erano quelle lì. Prima delle regie automatiche andavi con dei mixer che erano giganteschi, magari avevano 6 canali, erano in genere o W o FBT, e avevi poi le due mangiacassette davanti per far andare la pubblicità. Dovevi essere anche veloce perché duravano 30 secondi di spot. E i due giradischi davanti e il bobinone, il master, il Revox o comunque gli Akai o i Pioneer per far andare la musica di notte. Basta, tutto qua. Grazie Antonino, mi hai sbloccato un ricordo da bambino. Grazie a te, un abbraccio, grazie. Ciao. Il pezzo era Eugenio Finardi, la radio. Comunque l'attacco è stato un attacco americano e saudita, tra l'altro Kataib Hezbollah, questo gruppo iracheno, dice che la risposta ci sarà una risposta inevitabile all'attacco americano e saudita, aggiungendo che potrebbe colpire gli strumenti americani in Arabia Saudita. Il gruppo dice che darà tempo al governo iracheno fino al 6 di agosto per dimostrare che avrebbe potuto difendere la sovranità del paese. Con questo abbiamo finito. A Berlino tutto bene con Roberto Giardina, poi Sergei, l'ultimo della sera del 97. Appuntamento domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà per la puntata numero 1245 di Zoom, la penultima puntata di Zoom. Grazie e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda A Berlino tutto bene, Germania, Italia ed Europa nelle parole di Roberto Giardina. A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è?
a Berlino che giorno è? E allora, 10° appuntamento con Berlino tutto bene. Io voglio ringraziare come sempre il nostro Roberto Giardina che dalle rive della Sprea ci racconta la Germania, ci racconta quello che succede in questo paese che tra l'altro sta per scoprire che cosa significhi vivere a 40 gradi tra po' di temperatura, cosa che francamente è pazzesca. E l'altra cosa che io dico, però sai, mi fa pensare a una cosa, che i tedeschi appena c'è un po' di sole hanno la mania tutti di uscire con lo Spider, quindi immagino sarà un florileggio di Spider per tutta Berlino in questi giorni, o no? Hai ragione, questo bisogna anche notare una cosa, perché si comprano le Spider, stanno in garage d'inverno senza targa e tu paghi le tasse di circolazione solo con una targa. Puoi usare 2, 3, 4 macchine, quanto ti pare, Sì. perché una alla volta ovviamente, e le altre non devono stare sulla strada all'aperto. E quindi questo naturalmente incentiva le vendite delle auto, no? È chiaro che chi ha soldi si compra le Spider per usarle solo 4 mesi all'anno, però così vendi più auto. Invece noi solo tasse. Io quando ho cambiato la mia auto, che l'ho regalata, perché io tengo un'auto fino a quando cade a pezzi, poi allora costava di più la revisione che quanto valeva, l'ho regalata a uno e poi per cambiare targa e tutto ho speso 65 euro. E a Roma questo scherzetto mi dicono mi sarebbe costato 600 euro. Mamma mia, veramente. Credo, a me mi hanno detto, ma penso che Sì, è vero, perché c'è da pagare il notaio, le tasse, il trapasso, poi si fa secondo la cilindrata, quindi sai, è un po' un casino. Comunque. E poi quando io la targa nuova potevo scegliermi la targa, allora ho detto, era Berlino, B, e poi ho messo gli iniziali di mia moglie Fernanda, FE, e poi devo mettere la data del nostro matrimonio. Invece l'amico che mi ha aiutato alla motorizzazione mi ha detto quel numero è già dato, ma ho messo la tua data di nascita. Io ho detto faresti peccato, così tutti sanno quanti anni ho. Vabbè, comunque. Ecco, Roberto, abbiamo cominciato con una battuta, ma la situazione in realtà è seria. Senti, c'è stato questo attentato al Gay Pride, questo islamista nato e cresciuto in Germania, che però ha fatto la pensata di prendere una macchina e andare addosso ai manifestanti del Gay Pride. Intanto lo shock. Secondariamente, qua in Italia ci sono i soliti personaggi petalosi del web, quelli che hanno 500.000 follower su Facebook, che è l'equivalente di avere una catena di alberghi al gioco del Monopoli, che non hanno il coraggio di dire questo attentatore è un terrorista islamico, non gli viene proprio, non riescono a scriverlo, un po' come Fonzi quando diceva e non riusciva a dire ho sbagliato. Però Fonzi è Fonzi, loro non sono fighi come Fonzi. Detto ciò, il punto è questo. Io leggevo su Il Tempo, scusami, lunedì mattina, quindi lunedì 27 di luglio, un pezzo del collega Marco Zonetti: la comunità gay tedesca vota AfD, teme gli islamici e l'inclusione di sinistra. Cioè, mo ci vuole per citare Aldo, Giovanni e Giacomo, cioè si sta completamente ribaltando la situazione qui. Anche perché la leader dell'AfD è lesbica, quindi mi viene difficile dire che questo sia un partito di omofobi. O mi sto sbagliando? No, hai ragione, questo è un paradosso, però un paradosso triste, perché in realtà questi che commentano, ma purtroppo sono anche i politici che decidono, hanno queste linee, devono essere politicamente corretti e non vedono la realtà. Perché anche io vedo continuamente che in Italia molti dicono i nazisti dell'AfD. L'AfD è il primo partito in Germania e ha preso, secondo i sondaggi, nel 2 anni, ormai quasi un anno e mezzo fa, ha preso 14 milioni di voti. Non sono tutti neonazi e razzisti, sono il 20% secondo i sondaggi sì, gli altri sono gente che ne ha abbastanza, uso un'espressione corretta, degli altri partiti democratici che non vedono la realtà. Quindi anche questo, come si fa a dire che questo 21 anni, dicono ragazzo, 21 anni è un uomo, non è un fanatico islamico, è colpa della società tedesca che non l'ha lasciato integrare. Ma tutti
ma tutti gli immigrati che vengono, i profughi che vengono in Germania, sono trattati con i guanti. E quindi anche questo Abdul, dicono, non è un fanatico islamico, ma lui ha nella sua famiglia 2 cugini militano nell'ISIS. Uno è morto nel 2015 in Siria. Lui è andato in Libano, dove proviene la sua famiglia, per arruolarsi nell'ISIS. Adesso si è visto un video diciamo così, in cui lui annuncia l'attentato che farà, vestito con la divisa dell'ISIS e mascherato. Quindi come si fa a dire che non fosse un fanatico? Si può chiedere come mai, ma lui andava 4-5 volte a settimana dall'imam, quindi è stato quindi, diciamo, radicalizzato dalla comunità islamica a Berlino, che non è tutto naturalmente fatto da terroristi, non bisogna sempre esagerare. Il 95% sono immigrati normali, alcuni lavorano, altri no, e quindi poi è sotto accusa la sicurezza a Berlino. Questo Abdul era stato condannato a 1 anno e 10 mesi perché progettava di fare un attentato in Germania. Poi in Italia si dice che è stato condannato come minorenne. No, è un tribunale minorile per cui vengono giudicati gli imputati fino a 25 anni, che hanno pene ridotte. Ha avuto una pena con la condizionale perché seguisse un corso di socializzazione. Questo corso è una cosa assurda perché viene affidato a una ONG, che è una società privata che garantisce questi servizi. Ma come fa a garantire che un islamico, cioè che vuole fare, che si presenta come terrorista, diventa un normale cittadino con una seduta al mese? È assurdo. Oltretutto, lo psicologo, psicoterapeuta, sociologo, non so chi fosse, che ha fatto 2 sedute con questo Abdul, ha detto che la partita era perduta, non poteva essere normalizzato, diciamo così. Però non ha comunicato nulla alla polizia, oppure l'ha comunicato essendo tutti in vacanza, l'ha mandato a un commissario che era magari a Rimini e il collega non ha controllato la sua posta elettronica. Quindi è stato tutto molto superficiale. Decisamente direi. Senti, ma davanti a questa superficialità, la Germania come reagisce? Soprattutto in Germania c'è questo, come ti posso dire, c'è questo tabù di parlare del terrorismo islamico, di dire ce li siamo cresciuti tra di noi, questi qui? No, c'è questo tabù, questo che si mette sotto accusa, per cui infatti diciamo omosessuali, lesbiche, insomma tutte le comunità diciamo LGBT, con tutto quello che segue, molti votano per l'AfD perché si sentono protetti, anche se l'AfD dice la famiglia normale è quella composta da un uomo e una donna, ma contro questa decisione votata all'ultimo congresso del partito si è ribellata la leader, questa Alice Weidel, che vive con una amica, compagna, nata in Sri Lanka, quindi non solo convive con una donna, ma convive con un immigrato. Però loro hanno la residenza in Svizzera, tra parentesi, e hanno 2 bambini. Questi 2 bambini sono figli di questa Sara, compagna di Alice, non hanno fatto con l'utero in affitto, quindi bisogna sempre vedere le notizie nei particolari. Certo, mi pare chiaro. Ecco, e a maggior ragione quindi un partito che verrebbe da dire è di sinistra. Cioè, su queste cose ha un atteggiamento di sinistra. Sì, perché diciamo che dal punto di vista sociale in certi punti cattura voti, perché dice, per esempio, non è sono pagati da Putin, appena tu dici una cosa contro la linea diciamo della maggioranza diventi subito stalinista e putiniano, ma dicono se diamo armi all'Ucraina bisogna obbligare subito l'Ucraina a scendere, a sedersi a un tavolo per giungere a un trattato di pace con la Russia, con Putin. E poi non si può dire adesso, e poi tutti i tentativi fatti dall'Unione Europea sono per evitare che la guerra finisca, perché quando Merz, il cancelliere, dice facciamo entrare come
diciamo, membro straordinario l'Ucraina nell'Unione Europea. E dice il messaggio a Putin e dice: noi continuiamo la guerra fino a quando tu ti arrendi, cioè la Russia viene sconfitta dall'Ucraina quando ha battuto Napoleone, ha battuto Hitler. Putin non sarà lo zar e non sarà neanche Stalin, però diciamo, la grande Russia non viene battuta dall'Ucraina. Mi pare chiaro. Però è altrettanto vero che questa guerra è arrivata a un punto di stallo. È punto di stallo, e quindi io dicevo, ecco, io da giornalista non posso scrivere seduto comodamente nella poltrona da cui ti sto parlando, la guerra continua, perché a morire sono gli altri. Io al massimo mi devo astenere e dire: decidono gli ucraini, ma gli ucraini purtroppo non decidono, perché decide Trump e Putin. Quindi noi stanno facendo l'America e la Russia una guerra con la pedina ucraina tra i due, e a morire sono gli ucraini. Infatti, e questa è la cosa anche più drammatica di questa vicenda. E quindi in pratica si continua a esaurimento, cioè cosa aspettano? Che i russi si convincano che Putin ormai non è più il loro uomo? Tra l'altro in Russia si comincia già a parlare di un eventuale dopo Putin, quindi può cadere questo fronte interno. Dalla Germania come si vede? Ma Germania, naturalmente, come in Italia, tutti hanno, ognuno ha la sua tesi. Dico, io sono stato in Russia parecchi anni fa, seguivo Gorbaciov, adesso non posso dire nulla, però diciamo, chi dice che viene quello che viene dopo Putin sia meglio di Putin, e poi se viene uno peggio viene anche uno meglio, l'idea di quello che leggo degli americani è di diciamo, sabotare la Russia come è stata sabotata l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica andava a pezzi per conto suo, ma se la Russia entra in crisi, ci sono guerre locali per i prossimi 50 anni in tutte le repubbliche asiatiche, si deve prevedere questo, insomma. Chiaramente. E senti, in tutto questo, diciamo così, sempre per tornare all'attentato di prima, adesso il clima a Berlino com'è? Più in generale in Germania com'è? Ma guarda, la Germania è in vacanza, quindi io oggi giro per una Berlino quasi deserta, finalmente parcheggio la macchina sotto casa, insomma, quindi diciamo che le reazioni ci sono già, diciamo, se tu fai dei sondaggi, non hanno osato ancora fare dei sondaggi dopo l'attentato, come i berlinesi voteranno il 20 settembre, quindi come reagiranno? Già a Berlino il primo partito è l'AfD, e poi a settembre ci sono altre 2 votazioni in 2 regioni dell'est dove l'AfD è al primo posto. Quindi adesso c'è una sollevazione tra i deputati, tra i politici cristiano-democratici contro il cancelliere Merz, che dice: come si può andare avanti senza Merz? Quindi magari Merz potrebbe cadere a settembre dopo 3 sconfitte. Non cadrà, perché se cade la situazione sarebbe ancora peggiore. Non si potrebbe formare un nuovo governo, un governo in grado di lavorare, quindi sarebbe peggio di questo, e si arriva alle elezioni anticipate che sono, diciamo, un salto nel buio. Cosa succederà? Quindi Merz rimane al potere, secondo me, perché non c'è un'alternativa a lui. Ma questo però è triste. È un paese bloccato sostanzialmente. No, adesso per esempio è chiaro, parliamo di estate, le autostrade hai continuamente ingorghi di 20 km, perché ci sono 800 lavori in corso aperti, dove però nella maggioranza nessuno lavora. E poi anche le ferrovie, abbiamo già detto un sacco di volte, sono meglio quelle italiane, ma di gran lunga, ci sono continuamente interruzioni, e Merz, nel rimpasto che ha fatto, dopo che il suo, diciamo, capogruppo al Bundestag, al Parlamento, si è dovuto dimettere perché aveva avuto un figlio del suo compagno con l'utero in affitto, cosa che prima aveva detto che lui non voleva assolutamente questa legge in Germania è proibito, fa un rimpasto e licenzia il ministro dei trasporti, e poi non trova nessuno che vuole prendersi il suo posto, per cui è una patata bollente. Ci vogliono 500 miliardi per mettere a posto ferrovie e autostrade in Germania.
la colpa è del povero ministro dei trasporti. Cioè, Messi si comporta come quello che quando un allenatore perde 10 partite di seguito dice che è colpa del portiere. Ma questo, diciamo, io sto cercando di Beh, banalizzare. certo, mi pare chiaro. Insomma, siamo un po' come Saragat quando diceva il destino Cinichebaro. Sì, purtroppo sì. E purtroppo la Germania paga lo sotto, hanno risparmiato a morte per 20 anni. E adesso è come se io avessi ritardato per cambiare il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie, l'auto, cambiare, non so, le finestre di casa, e poi precisamente dopo 20 anni devo rifare tutto insieme, non ho i soldi. Mamma mia, veramente. E senti, in tutto questo l'estate avanza, appunto, l'ondata di caldo e questi squagliano, prendono le spider, vanno in giro, ma la Germania, diciamo così, ha questa attenzione verso il clima più o meno come ce l'abbiamo noi? C'è la stessa ansia da clima come in Italia con Caronte e tutto il resto? Sì, anzi peggio, perché i primi verdi che sono arrivati al governo in Europa sono stati i tedeschi, quindi diciamo che i verdi tedeschi prima erano un partito molto, diciamo, pragmatico, perché dicevano che bisogna cambiare il mondo giorno per giorno, non tutto di colpo. Invece hanno messo in crisi l'auto tedesca vietando le macchine a benzina entro 10 anni. Quindi nessuno più le ha comprate e le case automobilistiche non hanno più prodotto nuovi modelli. Adesso l'industria tedesca automobilistica è in crisi e non c'è bisogno di gioire, perché ci sono 300.000 posti in Italia che dipendono dalle case automobilistiche tedesche, perché producono pezzi di ricambio o componentistica. E quindi adesso, per esempio, gli incendi, io continuo a leggere, è colpa della mutazione climatica, quindi colpa mia che ho una macchina, che mi ostino ad avere una macchina a benzina, che però uso pochissimo. Però io ho letto dall'altra parte, anzi l'ho sentito in televisione in Germania, uno specialista che diceva il 90% degli incendi in Europa è provocato dagli uomini, non dal clima. Non solo, ma gli incendi sono diminuiti ovunque. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E allora però mettiamoci d'accordo. Sì, appunto, quindi diciamo che bisogna prevenirlo in altre maniere. Adesso ho visto che in Francia l'incendio stava per minacciare addirittura a Bordeaux. Quindi la mia famiglia, non io, ha un bosco in Sicilia che ha comprato mio nonno, diciamo esattamente un secolo fa, anzi nel 1918, solo perché era bello. Questo bosco è costato un sacco di soldi a lui, a mio zio che l'ha ereditato, ai miei cugini che adesso ci badano, perché c'è una casa che naturalmente non è una villa, ma paga tasse come se fosse una villa, e paga la tassa per l'immondizia, perché il posto dove viene raccolta è a 2 chilometri, ma è 2 chilometri in linea d'aria, per un sentiero diciamo a mezza montagna sopra Cefalù è a 5 chilometri, ma la distanza è in elicottero. Quindi non so, i miei parenti dovevano un elicottero per portare l'immondizia. Ma tornando, io sto divagando. In questo secolo ci sono stati continui incendi in questo bosco, tutti provocati, sono incendi dolosi, tutti. Ecco, tanto per gradire. C'erano precce secolari che mi ricordo da bambino, che avevano 500 anni. Se tu ti inviti a vedere questo bosco ti sembra meraviglioso, ma per me è un misero bosco in confronto al ricordo che avevo da bambino. E purtroppo è così ovunque. Senti, ma questo in Italia si discute tanto, però abbiamo messo i droni per controllare qua e là. In Germania controllano pure con i droni? Sì, controllano anche con i droni, sì, controllano tutto con i droni, ma poi non controllano i dati che hanno controllato, quindi sembra poco. Certo, mi pare il caso. Come è stato il caso di questo Abdul, poveretto, insomma, che tutto viene controllato e poi
in Germania ci sono 4.400 immigrati islamici considerati che potrebbero diventare terroristi, quelli molto pericolosi sono 400, e come fai a controllare 4.400 persone giorno per giorno? Poi dice tutto sotto controllo, non può essere tutto sotto controllo. Esatto, esattamente. E quindi insomma alla fine siamo al solito problema di sempre, cioè che aprendo come si dice, aprendo le varie frontiere, come non è, c'è stata una vera e propria invasione, e questa invasione ha finito per generare anche queste figure che non vogliono bene all'Occidente, non vogliono bene al posto in cui sono stati accolti, e di conseguenza agiscono, e quando agiscono cominciano i problemi. E fanno male anche alla comunità islamica, perché la comunità islamica tedesca ha condannato l'attentatore dicendo che il Corano, la religione, rispetta tutte le differenze sociali, meno sostengono gli islamici in Germania, quindi loro non hanno nulla contro la comunità omosessuale. In teoria. Poi però... però poi c'è una minoranza che compie questi attentati, perché per esempio, mentre avevo detto Berlino è una città tollerante, ma tollerante è la parola sbagliata, perché io non devo tollerare nessuno, è una città in cui Berlino è una città in cui tutti potevano fare quello che volevano perché rispettassero gli altri, quindi non c'è nessun problema per gli ebrei o per gli omosessuali. Adesso in certi quartieri non dovrebbero circolare o non devono farsi riconoscere. Quindi, mamma mia. Però diciamo i musulmani c'erano anche prima, solo che era un altro tipo di immigrazione, erano turchi venuti per lavorare, oppure anche dal tunisini, egiziani, siriani. Molti pizzaioli a Berlino sono egiziani, non sono italiani, quindi tutti pacifici. Io 20 anni fa vedevo le ragazze turche girare in minigonna, adesso le vedo col velo islamico, e quindi è un segno di identificazione nazionale, di orgoglio nazionale, perché pensano alla grande Turchia. Può essere, ma però le ragazze che non vogliono portare il velo islamico vengono picchiate in famiglia, quasi tutte. E questo dice tanto, insomma, dice tanto, perché parliamo tanto di democrazia, parliamo tanto di integrazione, parliamo tanto di tutto questo, e poi però, come non è, succedono queste sorprese. E quando succedono queste sorprese, naturalmente, poi dopo resta questa, come possiamo dire, c'è sempre questa sorta di shock, l'idea che vabbè, però non ce l'aspettavamo. Come non ve l'aspettavate? Ma senti, tu varie volte hai raccontato, hai detto, guardate che molto spesso la stampa scrive un nuovo arrivato di seconda generazione e così via, perché hanno paura di discriminare. E in questo caso, ecco, hanno discriminato, oppure una volta tanto hanno scritto apertis verbis chi era questo e che voleva? Ma guarda, no, perché in Germania non c'è un ordine dei giornalisti, c'è uno statuto di autocomportamento della stampa, in cui è vietato scrivere l'etnia di chi è coinvolto in un fatto di cronaca, sia colpevole sia vittima. Oppure scrivere soltanto il nome di battesimo e non il cognome. E tutta è un'ipocrisia, perché quando scrivo che questo, infatti i primi notizie erano Abdul, poi B come Bologna puntato. Ma se uno si chiama Abdul non sarà certamente un prussiano, no? Mi pare chiaro. E poi la prima foto segnaletica richiamata dalla polizia era un po' essere riconoscibile al computer, era scannerizzata, perché per la privacy non si può mettere la foto di uno che non è ancora colpevole. Cioè, e come fai? Poi dice state attenti a questa persona, ma come fate a stare attenti se non lo posso riconoscere? Follia, insomma.
Ma io davvero resto senza parole, insomma. Sì, questo lo possiamo dire, questo politically correct che si è mangiato il cervello dell'Occidente. Sì, è vero, perché possiamo, adesso poi immagina, io sono siciliano di Palermo, Palermo è una città anche araba, ma gli arabi che stavano a Palermo con Federico II 800 anni fa sono ben diversi dagli arabi, dai musulmani, diciamo, radicalizzati di oggi, come i romani di oggi non sono quelli di Giulio Cesare. Quindi io culturalmente leggo naturalmente l'italiano, in poesie arabe, poesie d'amore che adesso sarebbero vietate dagli imam. Però diciamo devo anche essere realistico, quindi non posso criticare chi viene perché è islamico. Qui c'è il paradosso che in Germania, per non essere accusati di razzismo dopo Hitler, non osano dire che quando un ebreo, un bambino a scuola, un ebreo viene picchiato dai compagni arabi, è un atto di antisemitismo. Si parla di violenza giovanile e questa è ipocrisia. Certo, certo. Siamo sempre lì. Senti, ma perché c'è questa ipocrisia di fondo? Perché cosa teme la Germania? È un retaggio delle accuse legate alla Shoah? È un retaggio delle accuse che uno dice sei tedesco quindi sei nazista? Cioè, cos'è? Sì, l'hai detto tu adesso, è proprio questo. Io poi diciamo ho difficoltà a parlare con i miei amici tedeschi perché diciamo sono tutti dalla mia parte. Io non voterei per l'AfD neanche col mito puntato alla schiena, però quando c'è stata la primavera araba, ti ricordi, 10 anni fa, no? E io ho osato dire quando ero invitato da amici berlinesi, la primavera araba non esiste perché non si può parlare di primavera araba tra Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Libia, che sono tutti paesi completamente diversi, come dire una primavera europea che va dalla Sicilia alla Finlandia, non esiste. E quindi allora mi hanno risposto, ma tu allora sostieni che gli arabi non possono essere democratici? Io dico, da quando dicono che la religione è superiore alla legge dello Stato, no. Appunto, ma poi nella Germania, nella terra di Kant, fare questi discorsi scandalizzati, non lo so, mi ricorda la madre di un'amica, o meglio, l'amica della madre di Enzo Biagi che gli disse che vergogna, un laureato, quando venne a sapere che il tal dei tali era gay. Mi sembra la stessa stupida ipocrisia borghese di allora. Mi sembra che la Germania, a furia di fare i conti col proprio passato, abbia deciso di non farli più nei fatti, facendo questi discorsi. Cioè si dà per assunto che la Germania è colpevole e quindi dire qualcosa del genere, mettiamo a posto le cose, e no, perché dopo diventiamo come l'omino coi baffetti. No, non mi pare il caso. Ma infatti poi diciamo, adesso io mi baso anche sui sondaggi che in Germania fanno sondaggi su tutto, su chi porta la cravatta e chi non la porta, e se la porta come la porta, a pallini o strisce. Insomma, quindi il 65% dei tedeschi oggi si sente meno libero di dire quello che pensi. Ecco. Perché attualmente tu perdi delle amicizie. Certo, addirittura. Qui siamo veramente al settarismo, però. Cioè, questo... Sì, perché diventa questa dittatura del pensare bene, ma pensare bene lo decidi tu. Appunto. Però addirittura troncare delle amicizie solo perché uno la pensa in maniera diversa, questo è davvero settario, è davvero cattivo, se mi posso permettere. Sì, appunto, questo veramente poi alla fine anche quello che lamentano i tedeschi poi finiscono per votare per protesta contro questo sistema, perché diciamo quelli più convinti di avere ragione sono i Verdi, ma i socialdemocratici e i cristiano-democratici non scherzano. E quindi la Link, l'estrema sinistra, qui alla fine non c'è più un'oasi di libertà. Beh, è quello che in fondo sta stritolando tutto il pensiero occidentale, tutto l'Occidente. Ma senti, gli Intellò, no? Perché in Francia tu ti trovi uno come Houellebecq
che se ne esce con le sue cose e comunque ti dà qualcosa da pensare, no? In questo, vabbè, l'Italia ormai è ampiamente morta, poi io sto parlando con un distinto signore che, voglio dire, lavorava alla Stampa al tempo in cui tra i contributors c'era un maestro iracalmuto di nome Leonardo Sciascia o un certo Pierpaolo Pasolini, quindi ecco, sto parlando anche con un signore che, avendo fatto il direttore generale della Rusconi, lo sa benissimo che cos'è l'intelligenza italiana e come si è degradata. Per cui, a maggior ragione, io quello che ti chiedo è questo. Ma intanto, in Germania gli intellettuali ci sono ancora? Secondo, oltre a chiederti se gli intellettuali ci siano ancora, in Germania gli intellettuali hanno ancora un peso? Perché, torno a ripetere, se esce un libro di Houellebecq, la gente intanto fa, come si dice, fa la fila fuori dai negozi, perché dalle librerie, perché si deve andare a comprare il libro di Houellebecq. E l'altra cosa che c'è, lo invitano in trasmissione, la trasmissione fa alti ascolti e si discute del problema politico, sociale, l'immigrazione, l'integrazione, quello che vuoi tu. In Germania succede tutto questo? Perché da noi ovviamente no, da noi ormai si fanno solo polemiche del cacchio sul premio Strega, se quello ha detto che la Murgia era brutta oppure no, che mi sembra veramente una cosa da asilo per cercare di azzoppare un candidato al premio, che poi l'ha vinto, peraltro, quindi non gli è servita a niente fare ste sceneggiate. E allora? Allora, ecco, diciamo che qui, diciamo, la classe intellettuale di questa generazione adesso non ha figure di spicco, cioè non ha campioni come era Günter Grass. Günter Grass, prima che si venisse rivelato che lui aveva a 17 anni indossato la divisa delle Waffen SS, non delle SS, è stato fatto fuori subito. Ma c'era anche uno scrittore come Martin Walzer che diceva: stiamo attenti a nominare subito Hitler quando il chiosco di uno che vende kebab viene dato alle fiamme. È razzismo, ma non parliamo subito di Terzo Reich. E allora aveva detto subito che Putin è il nuovo Hitler, che Saddam Hussein è il nuovo Hitler, che Assad in Siria è il nuovo Hitler. E poi naturalmente dice è pericoloso perché si banalizza. Un ragazzo di adesso che dice: ma come, prima Gheddafi era il nuovo faro della, diciamo dei paesi arabi, diciamo non troppo religiosi, diciamo un po' che cercavano di cambiare la società, e adesso poi diventa il nuovo Hitler. Saddam Hussein era alleato degli Stati Uniti prima contro l'Iran e poi diventa il nuovo Hitler. Milosevic in Serbia era l'uomo dell'anno per la rivista Time e un anno dopo diventa il nuovo Hitler. E questo, diciamo che veramente è un discorso pericoloso, perché con gli esempi bisogna stare attenti. Immagino. Senti, Putin può essere un gangster, ma non è Hitler, punto. Questo sicuramente. Senti, ma insomma, noi ora ci troviamo arrivati al 29 di luglio e siamo quasi nel vidrico del caldo, come avrebbe detto l'immenso Don Totò, questo comico che scriveva sul Giornale di Sicilia, ti ricordi? Ora non mi ricordo, Renzino La Barbera era, che scriveva nei panni di Don Totò, e mi ricordo negli anni 90 questi passaggi, dice ora che siamo nel vidrico di agosto, e peraltro era scritto in un italiano che anticipava Camilleri e il suo camillerismo, il vigatese e così via. Allora, visto che siamo quasi nel vidrico di agosto, la città si svuota o no? La città cominciano ad apparire gli orari estivi, perché io per esempio stamattina sono sceso davanti alla posta a Castano Primo, scendo dalla Vespa e ti trovo l'avviso che dal 10 di agosto, quando sarà, ecco sì, da lunedì 10 di agosto fino al 23 di agosto faranno l'orario dalle 8 alle 13:30, mentre invece dopo il 24 di agosto riprenderanno l'orario completo e quindi finiranno alle 19:05. Ecco, in Germania ci sono pure queste cose adesso, le fanno?
Ecco, non devi dire Germania, devi dire in che regione, perché Ecco. ha una misura saggia che non tutte le regioni vanno in vacanza insieme. Le vacanze estive sono di 6 settimane e sono diverse. Per esempio, Berlino adesso tornerà il 9 agosto, torneranno, i bambini devono andare a scuola, perché si pensava col vecchio clima. Adesso tornano il 9 agosto e si trovano a Berlino a 40 gradi. Mamma mia. In Baviera vanno in vacanza, sono ancora al lavoro, ma vanno in vacanza ai primi di agosto e tornano a metà settembre. E quindi quando io andavo in macchina a Roma, adesso naturalmente non è inutile, ci metterei un giorno in più, io mi dimenticavo sempre, dicevo, beh, parto quando le autostrade sono libere perché i berlinesi sono già partiti, poi passavo da Francoforte e mi trovavo in un ingorgo di 20 km perché in Assia andavano in vacanza dopo. Quindi, però ecco, a Berlino adesso è semideserta. Io parlo della città dove vivo e mi ricordo però quando io abitavo a Torino ai tempi della Fiat, perché in estate la città moriva. Il 1° agosto moriva tutto. E mi ricordo che allora io non ho mai fumato, però mi sono trovato in agosto senza nastri per la macchina da scrivere. Io sto parlando come un uomo dell'800, nessuno sa adesso cos'è un nastro della macchina. Guarda, ne ho uno io qui sul tavolo, se te ne serve te li mando, basta che mi dai l'indirizzo, te lo spedisco fino in Germania. Te l'ho già detto altre volte, tu quando hai bisogno sai dov'è che devi bussare. No, lo farò senz'altro, perché adesso dico una cosa che nessuno capirà, forse tu, che io certe volte scrivo naturalmente anch'io col computer. Quando scrivo un romanzo lo scrivo alcune pagine lo scrivo a mano. Poi invece prima di ribattere al computer, certe volte una pagina me la batto alla macchina da scrivere perché sento il rumore. Certo. Il ritmo. E uno sembra che sia un pazzo fanatico. No. Deve essere un ritmo in 4 quarti. In 4 quarti, quello è il ritmo. Se tu tieni i 4 quarti, vedi che sta avvenendo giusto, non è un problema. Quindi... un riballeggo lo fai in 3 quarti che è il valzer. Sì, appunto. No, io la uso ancora anche per scrivere lettere riservate e così via, per cui la macchina è una mia confidente, la lettera 35 è una mia confidente. Senti, per concludere, allora, a Berlino tutto bene? A Berlino tutto bene, ancora per 10 giorni e poi vediamo il 10 agosto che succede. Il 10 di agosto San Lorenzo. Vedremo che regalo porterà allora. Sì, anche perché appunto ho detto il 20 settembre si vota, io non posso votare per il primo borgomastro di Berlino perché Berlino è una città-stato, il mio voto avrebbe una valenza politica nazionale, però posso votare per il mio quartiere, certo, che ha 300.000 abitanti, quindi posso decidere se devono spendere i soldi per fare strisce pedonali oppure panchine, però questo è utile anche questo. Certo, molto bene. Allora io ti lascio alle tue cose. Che si mangia oggi? Purtroppo del merluzzo però congelato. Vabbè, insomma, il merluzzo ha la sua dignità. Che diamine. Va bene, grazie Roberto. Ciao Antonino. Ciao. Avete ascoltato A Berlino tutto bene, Germania, Italia ed Europa nelle parole di Roberto Giardina. A Berlino non penso mai si può vivere, non sogno mai. Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi con dolore che vi do la buonanotte, accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ancora ha voglia di ballare, protesta, è l'ultimo disco. È finita la serata e devo dire grazie a tutti, è stata proprio una figata. Potete battere le mani se ne avete voglia, non pensate a domani quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena, è stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi. È il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi, c'è chi passa la notte dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare tappati dentro a casa a mangiare pane e televisione. Siete qui
E se volete la mia opinione, avete fatto bene ad uscire per venire a ballare, perché solo fuori da casa che ci si può incontrare. Siete usciti, siete contati, avete ballato e siete sfiniti, ma spero veramente che vi siate divertiti. La ricetta è sempre la stessa, tanta gente, movimento, musica giusta, tanto volume, divertimento. Che figata, che figata! Che figata, che figata! Che figata di serata! Che figata, che figata! Che figata di serata! Che figata, che figata! Prima di spegnere le luci e mandarvi a dormire, ringrazierei chi lavora per farvi divertire, dall'uomo alla porta che controlla tutta la gente che passa, chi trascorre la serata in piedi dietro la cassa e butta fuori che voglio solo che la gente si diverte, parcheggiatori, sempre fuori l'aria aperta agli animatori che vi fanno ballare, i PR che vi danno i biglietti per entrare, i baristi, le bariste, cameriere, camerieri, tutta la notte passate tra bottiglie e bicchieri, il tecnico delle luci con effetti speciali, non ci dimentichiamo il proprietario del locale, il guardaroba e gli addetti alla pulizia che inizieranno a lavorare appena sarete andati via. Già che ci siamo, potendo vorrei fare un saluto pure il DJ e soprattutto grazie a voi che riempite la pista, perché grazie a voi se c'è aria di festa, ognuno a modo suo ha dato un contributo, la musica del DJ è stata solo un aiuto. Che figata di serata, che figata, che figata, che figata di serata, che figata di serata, che figata di serata. Le serate così non dovrebbero mai finire, buonanotte alla gente che si sa divertire, le serate così non dovrebbero mai finire, buonanotte a tutti, ciao. Mi dispiace ragazzi, io non posso farci niente, se vi metto un altro disco mi staccano la corrente. Che figata di serata, che figata di serata, che figata di serata, che figata di serata. Le serate così non dovrebbero mai finire, buonanotte alla gente che si sa divertire, le serate così non dovrebbero mai finire, buonanotte a tutti, ciao. Che figata, che figata! Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.